Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la pagina veneziana. Apriamo subito con la nuova di Venezia e Mestre, insediate le commissioni maturità, nodo, compensi, presidi e professori. Le indennità dei commissari fermi ormai al 2007 sono da adeguare. Dopodomani la prima prova di italiano, gli studenti esame vecchio va ripensato, ci pensano, insomma se ne parla ogni anno di questi esami da ripensare. Bella invece la fotonotizia, che è un collage di foto al centro pagina, che i 1000 volti di via Piave, maxi cena al parco per dire no allo spaccio. Sappiamo che lì il parco è zona di spaccio da molto tempo e i residenti hanno trovato il modo almeno per tenere fuori gli spacciatori per un periodo di qualche ora, facendo questa cosa e facendo anche una dimostrazione dove il comune potrà avere i suoi modi di pensare e di lavorare. Stalla a fuoco, bovini ostinati, un uomo ferito, danni ingenti a Scorzè, poi la vedremo anche sulla pagina di Notizie Plus. Venezia, pensano sia un borseggiatore, un giovane pestato dai turisti. A volte siccome succedono spesso queste cose, magari questo che ha fatto ha raccolto qualcosa, un borsello per terra, e ha pensato che avesse fregato, ma sono cose che comunque queste poi sono supposizioni, poi naturalmente negli articoli vengono bene spiegate le cose che succedono. Andiamo a vedere il Gazzettino invece, il Gazzettino di oggi, lunedì 19 giugno, il terremoto Grillo sul PD, critiche e sconcerto dopo la presenza di Schlein al corteo Movimento 5 Stelle, richiami al passamontagna, strappi di D'Amato ex candidato alla regione Lazio, parole eversive, lascio l'assemblea Dem. Poi qualcosa che riguarda Belluno, una città di alpini. Alla sfilata erano 20.000 che arrivavano da tutto il Veneto. Per la regione Veneto invece vedete il congresso della Lega, ecco chi prende i voti di Marcato, ammesso che Marcato si ritiri, e le sfide sui social, stretta del governo, punire chi istiga. Vaia, un terzo degli alberi è ancora a terra. Voi se fate un giro per andare in montagna vedete chiaro e tondo che la faccenda sta ancora così, ma sono zone impervie molto difficili da raggiungere anche con i mezzi. Ci vorrà molto tempo per togliere quegli alberi da lì, e ancora si dedica un po' di sport. Qui vittoria brivido, l'Italia terza in Nation League, sapete che ha perso con la Spagna. Un'occhiata al Corriere Nazionale, che partiamo pure dalla fotonotizia di Mike Bongiorno, il conduttore TV nei ricordi dei figli Nicolò e Leonardo. Una bella foto, comunque ne vale la pena anche commentare. Però gli USA a Pechino, si riapre il canale della diplomazia, ma il titolo principale del Corriere della Sera: tensione nel PD sui 5 Stelle, giustizia, la maggioranza difende la riforma ma la Lega così si compatta la NM. Si parla anche di Venezia nel Corriere della Sera, prima pagina. Venezia, palestra di sostenibilità, tra l'altro un pezzo di Renato Brunetta, che è un veneziano doc. Per andare alle nostre notizie plus andiamo a vedere la pagina di Venezia. Vedete in fiamme una stalla, feriti un uomo e 40 capi di bestiame. Si è parlato molto anche di questo episodio, si vedeva il fumo già da Mogliano e anche oltre, si vedeva questa colonna di fumo, tutti si chiedevano che cosa fosse successo sabato sera. Poi alla fine c'erano dei tori dentro, dei tori insomma del bestiame, che ha avuto dei grossi problemi, ma è arrivata anche un'ambulanza che ha soccorso una persona. Veritas, in fiamme 2 cassoni pieni di rifiuti. Anche qui vedete, se vogliamo andare ad aprire questa notizia, sempre a via Porto Cavagnano, quindi si è un po' data di confusione, no? Perché non si sapeva da che parte fosse la notizia. E poi cicloturismo, 896 posti bici sui treni, adesso si utilizzano molto i treni per andare a fare i giri cicloturistici. E poi una notizia che comunque abbiamo già visto: i tassi bancari al top, famiglie più povere, però le banche sono più ricche, quindi automaticamente anche qui ci sarà qualcuno che si mangia le dita. È tutto anche per la pagina di Venezia di rassegna stampa TG Plus, rimanete con noi.